Amici bellini, perdonate la voce un po' così, sono un po' raffreddato, ma è roba, è cose niente, diceva, chi lo diceva? Me lo dite voi nei commenti, è cose niente, è sciocchezza e caffè. Ma noi facciamo, è un video doppio perché un po' è leggero, perché si parla di maglie, devo dirvi la mia per quanto riguarda queste due maglie, la maglia e il maglione, e poi la cosa della Juventus, sinceramente voglio approfondire, cominciare. Allora, amici miei, visto che scricciolo già l'abbiamo già l'abbiamo benvenutato, iscrivetevi al canale e sbloccate un po' questo algoritmo che va come va. Bravo Koulibaly, gran gol che fa vincere il Senegal, chissà, insomma, ma il mondiale improvvisamente diventa di secondo piano, perché tutte queste notizie che uno era costretto, insomma, a seguire per vedere un po' di calcio giocato, improvvisamente ieri cala la bomba e ovviamente non si parla d'altro e ci sono state qualsiasi tipo di reazione alla cosa. Ma noi andiamo con ordine e vediamo prima, visto che il Napoli ha confermato, quindi si va in Turchia, benissimo, ha confermato questa cosa. Non si parla però di un amichevole con Hamsik e questo mi dispiace un po', si poteva fare, stanno là, però insomma amichevole col Crystal Palace e amichevole con l'Antalya, vediamo, insomma, seguiremo, si parla mi pare di 7 dicembre e poi 11, ma insomma state tuned, iscrivetevi al canale, lasciate like, seguite il canale Telegram, perché così. Allora, con un Ambrabam tattico io mi sposto direttamente su questo full big screen dove c'è questo bambino bellissimo, bambino o bambina, non riesco manco a capire, ma non ha importanza perché si fa vedere questa cosa sul sito ufficiale del Napoli. Allora ragazzi, io vi devo dire la mia, se voi fate questa maglietta, questa qua, se voi fate questa maglietta per i bambini, a me sta pure bene, anche se vi devo dire la verità, secondo me anche i bambini hanno più piacere, ma posso sbagliarmi perché non sono più un bambino, hanno più piacere di indossare maglie ufficiali. Perché questa qua poi ha la forma delle spalle diverse? È l'unica, questa qua, è un po' di incongruenza, mentre tutte le altre hanno queste spalle così importanti. Ecco quella là di Halloween. Insomma, per me va pure bene. Si era parlato insomma della cosa per i bambini, ma questa è la maglia uomo, maglia gara Natale, maglia gara. Attenzione, perché se poi tu vai a cliccarci sopra, questo è Rudolph, no Rupert, come mi veniva da dire, la renna, che poi è pure un po' inquietante perché non avendo sopracciglia e non avendo una bocca, non si capisce se questa renna è sorpresa, è spaventata, è felice, sta per mettersi a piangere, non si capisce. Insomma ragazzi, per me questa qua non va bene, perché poi tu vedi uomini cresciuti, importanti, e pare che questa qua, ma no, povero Simeone, che la dobbiamo indossare nelle amichevoli, queste qua in Turchia, e io mi sento male, perché è troppo una cosa inaccettabile, è troppo brutta e non va bene. Viceversa, se mi venite a parlare di Special Edition, vediamo se la troviamo qui, che Special Edition, io il maglione, e sul maglione invece lo trovo su Felpe, si potrebbe trovare su Felpe, probabilmente no, vediamo come si fa, perché anche Napoli, anche Christmas Store, ecco, vedi, lo vedete, Juan Jesus. Ecco, se voi mi venite a dire ma che è sta cosa così, io vi rispondo onestamente no, avete torto, perché la cosa di Natale, il maglione si chiama ugly sweater ed è una cosa ironica che si fa nel mondo, cioè si fanno addirittura delle competizioni vere e proprie tra quelle chi è il più brutto maglione, di chi è il più brutto maglione, andiamo alla festa di Natale, lo zaino eccetera eccetera, qual è il maglione più brutto e vince il più brutto, e si fa apposta. E il Napoli sotto questo punto di vista finalmente si mette al passo, perché troviamo perché io vi devo far vedere che finalmente ci siamo messi al passo. La renna col cartone animato brutto, blu celeste, bruttissimo. Però se andiamo a vedere, e se voi cercate ugly sweater su Google e scrivete anche ESPN, così non trovate quelli là favezi che si trovano. Questo per esempio è un articolo del 2021, ma ci sono anche articoli del 2020 dove ti fa vedere tutte le squadre. Guardate il Milan, brutto, deve essere brutto, l'Arsenal, la Roma, It's a Magica, Christmas, deve essere il più brutto possibile, guardate un po' il Barcellona sfrutta anche lui
la cosa della Renna, e devono essere più brutti possibili. Il Bayern di Monaco, Emre Can che poi fa parte delle cose, delle plusvalenze che non... ma dobbiamo arrivarci a parlare. Il Chelsea, il Crystal Palace proprio che incontreremo, l'Inter, la Juventus, mamma mia, il Leeds United, il Liverpool. Insomma, non è una cosa che abbiamo fatto solo noi, e anzi io apprezzo perché ci mettiamo al passo con i tempi, con le altre squadre. Vedete come sono brutti, pigiamosi devono essere i più brutti possibili, e quando una cosa è bruttissima addirittura e guarda, dobbiamo dare atto alla Cremonese che già l'anno scorso si metteva al passo con questa maglietta tipo maglione, e bravi loro sicuramente. Ma torniamo a noi, perché quindi Khvicha Kvaratskhelia, che poi risolve i suoi problemi di mal di schiena, e ce lo ritroviamo nella cosa. Signori miei, quindi male la maglietta del Natale, non la voglio mai vedere, ma pare che la vedremo. Insomma, vabbè, evitiamo, ma è un discorso leggero, non fa niente. Giusto per chiudere la situazione, se io scrivo, giusto per controllare, perché io mi lamento, però se non controllo, amazon.com/Napoli, no, c'è ancora Insigne, c'è ancora Ospina, c'è ancora Mertens, Koulibaly, no, dovete aggiornare, c'è Fabian Ruiz, no, dovete aggiornare amazon.com. Ma quello è .it funziona, ma io sto a .com, e ho capito che .it funziona, non mi interessa. Bello anche il cappellino, mi piace. Quindi vi dico le cose che mi piacciono e le cose che non mi piacciono. Le cose Khvicha Kvaratskhelia, non Krava. Le cose che non mi piacciono è che se voi vi svegliate una mattina e decidete, senza sapere niente di quello che è successo ieri, decidete di aprire le prime pagine del giornale, no, e leggete questo, ma proprio così, senza sapere niente, ok? Voi non sapete niente e leggete: lasciano tutti, anche gli anelli, nuova era Juve. Nuova era, bellissimo. Cioè una Juventus, tanto che sappiamo che i tifosi non erano contentissimi della gestione società. Nuova era, quindi alla grande, proprio alla grande. E voi dite, vabbè, tutto sport, devono sempre difendere. A Gazzetta dello Sport, Juve, la rivoluzione. Vi rendete conto che è un taglio positivo? Cioè che questi sono riusciti a scrivere, invece di scrivere manette, c'è la possibilità che vanno tutti in galera. Cerchiamo di capire se la giustizia sportiva si sveglia, oppure solamente la giustizia ordinaria che li ha messi tutti quanti sotto inchiesta, e che sono reati gravi, crimini, perché il falso in bilancio, specialmente perché si parla di falso in bilancio, specialmente in una società quotata in borsa, non potete dire le frottole e inventarvi qualsiasi tipo, perché se poi voi andate e si trovano i documenti, se avete voglia di cercarli, ma a me dei documenti del reato in sé per sé non mi interessa. Sapete perché? Perché Gravina, una volta già letto così, aveva detto no, ma non è successo niente, perché non dovete confondere le plusvalenze con gli altri reati di falso in bilancio, perché sulle plusvalenze si è sempre detto che non si può decidere a tavolino se un giocatore è pompato di prezzo e di valore rispetto a un altro, e chi lo può decidere? Non lo può decidere nessuno. Allora, se voi vendete Muratore a 12 milioni e poi questo giocatore finisce nel dimenticatoio, nessuno può dire che era un gonfiare il valore per far mettere un più al bilancio. E vabbè, ma non dovete poi dimenticare il resto delle cose, cioè praticamente le carte su Ronaldo che veniva pagato in un certo modo, quando dicono al pubblico che i giocatori hanno rinunciato allo stipendio, e quindi è tutto un modo per far crescere il valore di una squadra che è quotata in borsa, e ci sono dei problemi economici e fanno quello che vogliono e dicono quello che più fa comodo al consiglio di amministrazione e agli azionisti che poi pagano, perché sono quelli che poi pagano. Di conseguenza, ragazzi, a me non interessano i crimini veri e propri, perché niente succederà. E mi dovete credere, perché adesso tutti quanti gli scudetti ci ridanno gli scudetti. No, dimenticatevi tutto questo. A me il problema è questo. Per me il problema è questo qua, perché l'unica che ha fatto una cosa che comunque non è, che almeno parla delle dimissioni, è il Corriere dello Sport, e dice dimissionati, ok? Almeno tu ti crei il problema e dici se qualcosa deve essere successo, se si dimettono tutti quanti. Ma se voi mi parlate di nuova era, di Juve rivoluzione, e andate a sentire certe cose, tipo per esempio, no? Leggevo Maurizio Zaccò, perché queste cose l'avevo lette da Maurizio Zaccò. Era Andrea Agnelli presidente, parole profetiche nel 2011, inaugurazione del nuovo stadio. Sappiamo gioire, sappiamo soffrire, sappiamo stringere i denti,
Sappiamo vincere, non siamo la gente della Juve. Ha vinto la sua Juventus come nessun'altra squadra in 12 anni dalla scelta di Antonio Conte. 3 scudetti, l'orgoglio bianconero che rinasce, i campioni che arrivano a Torino, Pirlo, Tevez, Pogba. La musica che non c'è Una storia che continua con Allegri, altri 5 scudetti di fila, Higuain, Dybala, Pjanic, il fatturato che cresce, come le vittorie, dovunque, meno che in Champions League, 2 finali perse, il grande rammarico. La musica, attenzione. Non è neanche Cristiano Ronaldo, 100 milioni, 31 di ingaggio, invece che pesano sui conti insieme al Covid, nonostante i 101 gol, prima di un addio traumatico. Ma perché poi? Detto il nono di seguito con Sarri in panchina, poi la squadra a Pirlo fino al ritorno di Allegri. Vittorie che calano, la procura di Torino indaga sui bilanci, le critiche della Consob, ora le dimissioni di Agnelli e del consiglio di amministrazione. Resta l'orgoglio Juve, citando Nietzsche nel comunicato di addio. Coloro che danzano sono visti come dei pazzi, da quelli che non possono ascoltare la musica. No, fatemi capire una cosa, questo è il TG1 comunque, cioè la televisione di Stato, non è che questa è Juventus TV dove voi vi esaltate delle vostre cose. Io sto vedendo il cortocircuito intellettuale anche di molti youtuber che improvvisamente dicono basta, noi vogliamo liberarci di queste cose losche. Allora mo sono losche queste figure che vi hanno governato per tutto il tempo e avete sempre negato, portando la bandiera di quelli che noi ne seguiamo le regole, siete voi, dalla ASL in poi noi seguiamo le regole, siete voi che adesso invece ve ne volete liberare perché non volete essere più legati a gente che ha dimostrato, e quindi dite che è tutto losco improvvisamente. Quindi questo è il cortocircuito dell'intelligenza juventina, mentre le TV nazionali fanno l'apologia dell'orgoglio bianconero, la lista delle vittorie pulite, che qua parliamo semplicemente di falsi in bilancio e di cose che falsano i campionati, perché se tu non ti puoi permettere di comprare Ronaldo, c'è un esempio, ma siamo sicuri che quei campionati li vincevi? Campionati che finiscono punto a punto, campionati dove vinci parecchie partite 1-0 gol di Ronaldo, io non lo so se li vincevi quelli là, perché c'erano altre squadre che potevano competere, al di là di noi in quei periodi così. C'è stato il periodo di Ancelotti dove la distanza era grande, il periodo di Sarri è stato diverso, alcuni periodi dove invece era la Roma meglio, e tutto questo, e poi sono rientrate le milanesi e sappiamo che è storia. Però se tu ti compri dei giocatori e li paghi in un certo modo quando non potresti a bilancio farlo, è tutto falsato. Allora come fai poi a dire ok, allora mo vince la seconda e nel frattempo hai battuto la terza con quei giocatori là, magari la terza meritava di essere seconda, e come fai a stabilirlo? Non si può stabilire più. Quindi sportivamente non serve a niente, è un sofismo. A me interessa questa cosa qua, che non è possibile che poi la narrazione, invece di parlare di reati, di crimini, di indagini, di avvisi di garanzia e di gente che si rimette per non creare poi il problema alla società che deve continuare ad andare libera, perché la società, la giustizia sportiva se ne lava le mani, e questo è il problema. Possono fare quello che vogliono, la narrazione sarà sempre positiva per loro, perché una pagina del genere dei giornali, mentre la borsa stava praticamente crollando, si sono mantenuti. Se andate a vedere Calcio e Finanza, la borsa crolla per un periodo e poi regge. Nuova era, perché poi presentano il nuovo presidente, c'è questo era l'atto dovuto, tu benissimo, noi continuiamo a vincere, cambiamo squadra e vinciamo lo stesso. Nietzsche: non è questione di non sentire la musica, è questione che vi piace anche a voi ballare su ritmi sconnessi. Da New York, Valerio Fluido è tutto. E difendo la città. Comunque, a chi la vuole leggere in un certo modo, TVB. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.